Questo gattino è stato appena lanciato dal finestrino di una macchina che viaggiava a Ponzano Veneto. Sono circa le 12:30 quando una donna al volante di un'auto vede davanti a sé la terribile scena. Qualcuno da una vettura che la segue lancia un micetto di circa un mese dal finestrino. L'automobilista non ci pensa due volte, ferma la macchina, scende e raccoglie il gattino che poi affida ai volontari dell'ENPA. Il gattino ha preso una brutta botta in testa, adesso verrà portato dal nostro veterinario. Fortunatamente il gattino, dopo essere stato visitato, ha iniziato a riprendersi. Sembra non aver riportato un trauma cranico come si temeva inizialmente. Il micio non è ancora in grado di alimentarsi autonomamente e deve essere nutrito con il biberon. Per questo l'ENPA sta cercando qualcuno disposto a prendersi cura di questo cucciolo. I volontari sperano che il responsabile sia individuato. Volevo avvisare questa persona che ha lanciato il gattino dal finestrino dell'auto che ci informeremo subito per vedere che se ci sono delle telecamere nella zona per verificare il numero di targa. Purtroppo gli abbandoni di gattini di pochi giorni sono all'ordine del giorno. Da quando sono iniziate le nascite ad aprile, solo a Treviso i volontari ENPA hanno ritrovato più di 100 mici abbandonati. Nel 2017 900 quelli salvati solo dalla protezione animali trevigiana.